Carlo, effettivamente le temperature, le massime sono più o meno in linea con la media del periodo, ma al contrario invece le minime sono leggermente inferiori. Al momento comunque su di noi c'è ancora un'area di alta pressione, ma nel corso dei prossimi giorni ci sarà un cambiamento. Vediamo innanzitutto quali sono le immagini che ci giungono dallo spazio e ci mostrano proprio come quest'area di alta pressione posizionata sull'Europa centro-orientale ancora tenga lontano in parte le perturbazioni. Infatti, se vediamo l'analisi al suolo prevista per la giornata di oggi, che cosa ritroviamo? Quest'area di alta pressione, questa perturbazione che ci interesserà nel corso dei prossimi giorni, però è anticipata da correnti di aria umida che portano della instabilità e quindi già delle piogge nel corso della giornata. Vediamo più tardi dove arriveranno queste piogge. Per il momento vediamo le temperature minime di questa mattina: 7 gradi a Milano, 7 a Trento i valori più bassi, mentre il valore più alto registrato ieri è stato quello di Bologna e di Milano con 18 gradi, anzi scusate, Trento 22 gradi. Sulle regioni centrali una media di 20 gradi ad eccezione di Ancona 17 gradi e solamente 7 gradi questa mattina nella città di Perugia. Scendendo al sud della nostra penisola il valore più alto è quello di Catanzaro, di Napoli e di Cagliari con 21 gradi, 9 gradi invece nella città di Potenza. La previsione per la giornata di oggi: sulle regioni settentrionali una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, qualche foschia che dà origine poi alla formazione di qualche nube nel momento che tende a dissolversi e a sollevarsi. Sulle regioni centrali ci attendiamo un parziale aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche pioggia, quella che vedete qui, giungerà durante la nottata. Mentre sulla Sardegna delle piogge già stanno interessando la parte più meridionale della nostra penisola dell'isola, e poi nel corso della giornata queste nubi tenderanno ad aumentare ulteriormente. Scendendo al sud della nostra penisola e sulla Sicilia una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso con la possibilità di qualche locale debole pioggia sulla Sicilia, la parte occidentale. Le correnti tutte dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, come sempre a te Adriano.